Buongiorno a tutti i nostri artigiani del Veneto. Anche il 2013 ormai sta chiudendo. Generalmente a fine anno è un momento anche di bilanci di quello che è avvenuto durante il corso di questo anno. Noi possiamo considerare che abbiamo dei momenti positivi, molti momenti negativi. Uno dei momenti positivi è che lavorando continuamente nei confronti del mondo esterno possiamo portare a casa qualche risultato. L'esempio è di Teleton con le sciarpe, ma ne abbiamo altre decine di queste opportunità su cui stiamo lavorando per portare a casa risultati per le imprese che rappresentiamo e per i lavoratori che lavorano nelle nostre imprese, i nostri addetti. Di cose positive ce ne sono altre, di negative moltissime, l'ho detto prima. Il 2014 non è che si presenti bene. Vediamo se riusciremo a convincere questo governo che oggi c'è ad andare avanti con forza, sia nella semplificazione, sia nella riduzione della spesa pubblica, che è il vero tarlo dell'Italia. Non siamo più credibili fintanto che tutto quello che versiamo non è ancora sufficiente a pagare l'enorme costo della spesa pubblica, che si traduce poi in enorme costo di burocrazia, si traduce poi nella incapacità del sistema anche bancario di dare credito alle nostre aziende, mettendoci nelle condizioni di non avere più fiducia nel futuro dell'Italia. Non è questo il nostro mondo vive della fiducia, ma ci sono dei momenti in cui anche questa viene meno e noi non vorremmo iniziare il 2014 proprio con questo sentimento di incapacità di poter cambiare qualcosa. Lavoreremo perché questo avvenga nel più breve tempo possibile e se qualora vedessimo che non è possibile, adotteremo anche i provvedimenti necessari. Nel frattempo auguro a tutti i nostri artigiani, a tutte le famiglie e i collaboratori un sereno Natale, il più possibile sereno Natale e un inizio del 2014 dandoci appuntamento, sempre attraverso questo strumento, per capire se qualche risultato in più l'abbiamo portato a casa e capire se sarà necessario assumere altre iniziative. Buon Natale a tutti e buon 2014 a tutti.